È la notte tra l'1 e il 2 agosto del 2026, quando in un cortile privato di una abitazione a Lula, il piccolo paese del Nuorese, dove si sta lavorando tra ricercatori e classe politica, si sta lavorando affinché il sito della ex miniera de Sosenatos venga proposto, vinca la candidatura alla collocazione dell'Einstein Telescope, un progetto di ricerca internazionale a cui collabora anche la Germania. Quindi questa candidatura sarà ci sono buone probabilità che Lula vinca questo concorso e questa infrastruttura, secondo alcune stime, secondo alcuni osservatori, neanche pochi, potrebbe fare da volano per il riscatto del territorio, da volano dal punto di vista economico, culturale, civile, politico e sociale. È una iniziativa, è una candidatura che viene sostenuta da entrambe le linee politiche che attualmente si presentano nella nostra quotidianità politica italiana, quindi significa che non ci sono degli steccati ideologici che spesso frenano questo tipo di iniziative, però nonostante tutto c'è una parte della cittadinanza che manifesta la sua contrarietà ancora una volta con queste forme troglodite di violenza, e che purtroppo non possono far altro che ricordarci, purtroppo a noi sardi, come in un recente passato manifestavamo la nostra contrarietà alla innovazione proprio in questi modi. Speriamo che questi casi rimangano isolati, speriamo che non vi siano delle ripetizioni in futuro e che la candidatura di Lula avvenga in maniera pacifica, serena e costruttiva, e che serva veramente a volano di riscatto sociale, politico e culturale della Sardegna.